volta, per fare spesa, ci stava a bottega. Trasiva, diceva che ti serviva. Io bottegaro sapeva già tutto, sapeva che pane mangiava, che pasta voleva. E certe volte sapeva pure quanto tenevi in da sacca. Mo invece, per accattare un litro di latte, ci vo quasi a laurea. La domattina ha già fatto, l'errore più grande ha già detto. Scengono un momento a pigliare solo due cose, pane e latte. Tengo pure la lista corta, pane e latte fine. Trascorrendo supermercato e già vicino alla porta trova prima offerta. 3 pacchi e biscotti al prezzo di 2. Io non tengo bisogno di biscotti, ma penso, uno è gratis e là è fornuta la mia libertà. O supermercato moderno ti fa perdere la ragione, trase per un po' che pane e esce con carrellone. 1 costa, 2 conviene, 3 so quasi regalate, a così per risparmiate ne accatta 5 scadute. Poi arriva in dove reparto la pasta, una volta gestivano spaghetti, penne, paccheri, mo no, spaghetti numero 3, numero 5, numero 7 integrali, biologici, senza glutine, con grano antico, con grano nuovo, con grano che probabilmente tiene pure profilo Instagram. Io volevo mezzo chilo di spaghetti, dopo 10 minuti non sapevo più manco chi ero. Poi vedo un cartello enorme, offerta speciale, e che sta parola? Speciale! In tuo supermercato è pericolosa, perché tu non leggi più che stai accattando, leggi sul 40% e subito ti viene un pensiero: se non me l'accatta ci perde, ma come ci perde se non mi serviva? O supermercato moderno è una bella tentazione, tu ci trasi con una lista e ti scorda a missione. Pane e latte te lo dice pure a capo, ma dopo 5 corridoi tiene un carrello, carica chino. E poi c'è sto carrello, una potera in un carrello, mo pare un appartamento quel rote enorme. Tu ci metti 3 cose e pare vagante, e allora psicologicamente ti viene a voglia di riempirle, perché andare alla cassa con un carrello vacante pare brutto, pare che il supermercato si offende. Tu non ne trovate niente che ti piace. E così metto tu non eri in da lista, metti patatine non erano in da lista, metta mozzarella non eri in da lista, mette un detersivo grande quanto un bambino di 6 anni. Tengo già 2 detersivi a casa, ma chist era formato convenienza. Convenienza per chi può supermercato sicuramente. Prendi 2, ne paghi 1, pigliine 3 che costa meno. Io facevo sulla spesa, mo pare che tengo un magazzino pieno. Carta forno, carta casa, carta igienica gigante. Ha già cattato tanta carta che posso aprire una cartoleria elegante. Poi arrivo o reparto frutta, e pure là non è più semplice. Una mela no, mela rossa, mela verde, mela gialla, mela biologica, mela italiana, mela premium. Premium? Ma che fa? Quando a morse mi parte Spotify, io volevo solo la mela, poi tengo paura di scegliere quella economica, perché magari s'offende. E finalmente dopo mezz'ora mi ricordo: oh latte, ha già sceso con latte, cerco reparto latte. Naturalmente sta dall'altra parte do supermercato, perché oh latte non te l'hanno messo vicino a porta. No, tu arriva oh latte e passa davanti a tutte, biscotti, merendine, cioccolato, caffè, succhi, patatine, vino, formaggi dolci e un percorso di sopravvivenza. O supermercato moderno non ha fatto sparire sulle bottighelle, piano piano ha cagnato pure a noi. Una volta trasiva in da bottega, o bottegare ti guardava in faccia, ti chiamava per nome, sapeva se tenevi un problema. E certe volte se non tenevi denaro ti diceva: ma paga rimane.
Ma invece avemmo corridoie chine, scaffale chine, carrelle chine. E certe volte tornammo a casa pure un poco più vacante. Ci fanno credere che più accattammo, più risparmiamo, ma spesso accattammo cose che non ci servono. Spegniamo più e quello che volevamo e manco ce ne accorgimmo. Questo è il progresso non si può fermare, ma forse ogni tanto ci potremmo fermare noi. Guarda che veramente ci serve accattare meno, scegliere meglio. E se teniamo ancora una piccola bottega vicino a casa, ogni tanto trasim. Perché quando chiude una bottega non si spegne solo una luce rinda strada, se ne va un po' che quartiere, un po' che rapporto umano, un po' e noi. E allora sì, benvenuto supermercato moderno, ma facciamo attenzione che mentre isso diventa sempre più grande, noi diventammo sempre più piccerille.